Non mollo, ma attendo gli sviluppi perché a tutto c'è un limite. Anna Mareschi Danieli parla per la prima volta dopo lo stop alla proroga del suo mandato. Voglio rispettare il volere della maggioranza che chiede continuità. Non si ferma l'aumento del costo del carburante, da agosto l'incremento sfiora il 20%, la situazione è sempre più pesante per i consumatori ma anche per i gestori degli impianti. Non è bastato il pentimento, Giulio, lo sconsiderato dello Zoncolan che mise a repentaglio la fuga di Fortunato, non potrà avvicinarsi alle manifestazioni professionistiche di ciclismo in tutta Italia fino alla fine del prossimo anno. Un Gauguin mai visto in pubblico, messo a disposizione da un collezionista privato, sarà tra i pezzi forti della mostra La Forma dell'Infinito che sarà inaugurata il 16 ottobre a Casa Cavazzini a Udine. Prenderà il via domani la sesta edizione di Mamani, il programma per bambini marilenghe, coprodotto da Arlef e Telefriuli. Alla guida Daria Miani debutta il nuovo cartone animato che porta il friulano al Polo Nord. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Parla per la prima volta dopo l'alt alla proroga del suo mandato di Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Nella prossima intervista spiega cosa è successo a Palazzo Toriani e sul futuro dice non mollo, ma a tutto c'è un limite. Sono abituata a rispettare gli impegni presi e credo che lo farò anche questa volta, ma a tutto c'è un limite. Anna Mareschi Danieli parla per la prima volta dopo lo stop alla proroga del suo mandato di presidente di Confindustria Udine. A Telefriuli ricostruisce l'accaduto e spiega di ritenere corretto il rispetto per quella maggioranza in seno all'associazione che ha richiesto continuità. È molto complesso da capire quello che è accaduto. Quello che sappiamo è che si è ricreato un clima di tensione perché lo stesso ha portato alla mia presidenza 4 anni fa, dove il Consiglio aveva deciso una cosa e l'Assemblea non era d'accordo. Siamo nella medesima situazione. La Commissione di designazione ha svolto un lavoro capillare di consultazione della base associativa che ha portato, credo, alla più ampia consultazione mai avvenuta all'interno di questo palazzo, il cui risultato è stato il 98% di consenso consecutivo all'assenza di un'alternativa. Dopodiché il Consiglio di Presidenza ha votato, seppur con larga maggioranza in positivo, ma non sufficiente, una maggioranza non sufficiente per prorogare un mandato. Questo è tutto quello che oggi si può dire. Cosa si farà? Ne stiamo parlando, ne stiamo discutendo, perché è ovvio che dobbiamo trovare una soluzione tutti insieme ed è anche ovvio che se siamo in questa situazione un po' responsabili lo siamo tutti. Il suo mandato è in scadenza attorno alla metà di novembre. Ha già riflettuto su cosa fare? Posso chiederglielo? Io solitamente non interrompo un commitment preso e penso di poter affermare che non lo farò neanche in questo caso, dipende ovviamente dall'evoluzione degli eventi perché a tutto c'è un limite e credo anche che sia corretto rispettare quell'enorme maggioranza che ha richiesto continuità. In Friuli Venezia Giulia mancano all'appello vaccinazione ancora troppe persone nella fascia 50-70 anni, il che potrebbe complicare la situazione in autunno con il ritorno dell'influenza. A dirlo è l'infettivologo Massimo Crapis che oggi ha coordinato il webinar medico Intra. Gli effetti indiretti del Covid sulla popolazione e la resistenza dei batteri agli antibiotici sono stati al centro della quinta edizione del webinar Intra, coordinato dal dottor Massimo Crapis. Il responsabile delle malattie infettive di ASFO ha diretto i lavori a cui hanno partecipato a distanza molti colleghi da tutta Italia. Un'occasione anche per fare il punto in regione sulla pandemia. Nel Friuli Venezia Giulia abbiamo superato di poco il 70%, diciamo che siamo circa il 70% con ciclo completo, un altro 4% con, diciamo in attesa della seconda dose, che comunque è meglio di niente. Siamo però purtroppo lontani dalle percentuali che ci consentono di essere più tranquilli. Circa il 15% della popolazione over 50 non è ancora vaccinata. Questo è un dato
pericoloso per il sistema sanitario, pericoloso per le persone che non sono vaccinate in primis. In quella popolazione mediamente, diciamo così, che la percentuale di probabile malattia grave o moderata è del 20%. A complicare la situazione tra l'autunno e l'inverno e creare qualche preoccupazione, secondo Crapis, sarà l'arrivo dell'influenza, per la quale potrebbe essere previsto il vaccino in contemporanea a quello anti-Covid. Non c'è nessuna controindicazione, per esempio gli operatori sanitari che faranno la terza dose assolutamente la faranno assieme alla vaccinazione antinfluenzale che dal 15 ottobre inizierà, saranno disponibili i vaccini antinfluenzali e sarà ancora più importante quest'anno vaccinarsi per l'influenza, non facendosi fuorviare dal fatto che l'anno scorso non c'è stata. Non c'è stata perché in realtà le misure restrittive erano molto alte. Adesso sono più blande. Questo vuol dire che purtroppo ricomincerà la circolazione anche di altri virus oltre al Covid e quindi l'influenza sarà una malattia da temere, anche perché da un lato confonderà i sintomi, dall'altro il fatto di aver saltato un anno dal punto di vista immunologico potrebbe significare una quantità di sintomi peggiori in termini di gravità. In Friuli Venezia Giulia prosegue il calo dei contagi Covid, anche se con una flessione inferiore rispetto alle scorse settimane. La riduzione si attesta infatti al 3%, a fronte dei cali più consistenti registrati negli ultimi 15 giorni. La fotografia è scattata dal report regionale della Fondazione Gimbe, che indica 75 l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 29 settembre-5 ottobre, numero in diminuzione rispetto agli 85 positivi di 7 giorni fa. Resta sotto controllo anche l'occupazione dei posti letto. I pazienti Covid in area medica sono stabili al 3%, mentre quelli in terapia intensiva sono il 5%, quindi decisamente sotto la soglia che consente alla regione di rimanere in zona bianca. Secondo il report Gimbe, in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale aumenta di un punto percentuale, pari al 69,9%, a cui va sommato un ulteriore 4,7% che ha ricevuto solo la prima dose. L'effetto Green Pass continua a migliorare anche la copertura vaccinale della popolazione over 50. Gli ultra cinquantenni non vaccinati sono ulteriormente calati dal 14,8% al 14%, dato che a fronte di una media nazionale al 9,5% ci colloca sempre al quarto posto in Italia tra le regioni con la più bassa copertura. Andiamo a vedere i dati dei contagi nella giornata odierna. Sono 72 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia su 10.301 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Non si registrano decessi, 8 i pazienti di terapia intensiva, 34 quelli negli altri reparti, 870 le persone in isolamento, positivi 2 sanitari e 3 ospiti delle case di riposo. Criticità legate al trasporto scolastico ma anche alle quarantene. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen fa il punto a poco meno di un mese dall'avvio dell'anno scolastico. Oltre a quello del trasporto pubblico ci sono dei problemi legati appunto, come si diceva, alle quarantene. Il bicchiere non è né mezzo vuoto né mezzo pieno. Si porta dietro le criticità di 40 anni, se non di più, di abbandono del sistema scolastico, e queste le stiamo pagando in questo momento, però porta con sé impegni economici ingenti che sicuramente hanno fatto partire quest'anno scolastico meglio di quanto sono partiti gli ultimi 40 anni scolastici della storia del Friuli Venezia Giulia. Sono oltre 20 milioni che sono stati messi nel mondo della scuola da parte della regione FVG per garantire l'avvio e la prosecuzione dell'anno scolastico. L'assessore non nasconde le difficoltà che esistono. Ci sono criticità legate inevitabilmente alle quarantene delle classi, che comunque sono stabilite da norme e indirizzi nazionali emanati dal Ministero della Sanità. La criticità che sicuramente più ci preoccupa è duplice, delegata al corpo docente e al corpo insegnante. Graduatorie esaurite, come abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni, rispetto agli insegnanti di sostegno, e la possibilità che la Regione ha preso subito di affrontare con interventi di pacchetti orari per supplire a tutte le carenze di personale all'inizio di quest'anno scolastico. Il Tribunale di Udine ha assolto dall'accusa di bancarotta Angelo Sandri, imprenditore di Cervignano e segretario nazionale della DC.
era accusato di bancarotta fraudolenta, assolto il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Angelo Sandri. È la sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Udine in questi giorni. Il politico era finito sotto processo assieme ai fratelli Franco e Aldo, anche loro assolti, in riferimento all'azienda di famiglia, la società Supermercato Sfea SRL di Cervignano, dichiarata fallita nel 2017. Il pubblico ministero, che aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione per Angelo e 3 anni e 4 mesi ciascuno per i fratelli, li aveva accusati di aver sottratto 175.000 euro di merce in 2 anni, oltre ad aver girato la Elpos SRL, società a loro riconducibile, il ramo d'azienda di Fiumicello, comprensivo di beni strumentali, per quasi 83.000 euro. In realtà, spiega l'avvocato Massimo Cescutti, difensore dei 3 assieme all'avvocato Giuseppe Scafuro del Foro di Napoli, i beni strumentali furono acquistati a prezzo di mercato dalla Elpos, una sorta di compensazione. Per quanto riguarda le merci, la difesa aveva fatto notare che in parte furono oggetto di furto, in parte andarono perse perché deperibili e invendute. Infine, continua Cescutti, nel periodo prefallimentare ci fu l'apporto in Sfea di 500.000 euro, capitali riconducibili alle famiglie dei miei assistiti, per cercare di salvare l'azienda dalla pressione della concorrenza. Sicuramente, conclude, ha pesato l'onesto stile di vita dei fratelli Sandri. Divieto di avvicinamento alle manifestazioni sportive e professionistiche di ciclismo in tutta Italia fino alla fine del prossimo anno. Per Giulio, il tifoso che mise a repentaglio la fuga solitaria del ciclista Lorenzo Fortunato, poi risultato vincitore della 14ª tappa del Giro d'Italia sullo Zoncolan. Aveva messo a repentaglio la fuga solitaria del ciclista Lorenzo Fortunato, poi risultato vincitore della 14ª tappa del Giro d'Italia sul Monte Zoncolan. Per il tifoso Giulio, 33enne toscano, che poi aveva chiesto pubblicamente scusa, la questura di Udine aveva subito avviato un procedimento amministrativo per il DASPO. Procedimento conclusosi nei giorni scorsi. All'uomo, che ha già provveduto al pagamento di 2 sanzioni, è stato imposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive. Provvedimento valido per tutto il territorio nazionale, per tutte le manifestazioni sportive professionistiche di ciclismo, su strada o su pista, compreso l'avvicinamento ai luoghi di partenza, di arrivo e al tragitto da un'ora prima a un'ora dopo il passaggio dei corridori. In caso di violazione del provvedimento, che scadrà alla fine del prossimo anno, il trasgressore rischia l'arresto in flagranza e una condanna alla reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 40.000 euro. Il ciclista Lorenzo Fortunato era stato costretto allora a scartare sulla destra, a mantenersi in equilibrio per non perdere la concentrazione a pochi minuti da una prestigiosa e impegnativa impresa sportiva. Sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto il Friuli Venezia Giulia per il maltempo da ieri e per tutta la giornata di oggi. Caduta di piante per forti raffiche di vento nella zona di Pinzano, Sequas, Valli del Torre, Taipana e Gemona. A Trieste 30 interventi, alcune piante sono cadute sulle auto infrangendo i cristalli. Piante schiantate anche a Maiano, nella zona dell'Isontino, a San Canzian di Sonzo e Monfalcone. Nessuna persona è rimasta ferita. E le precipitazioni delle ultime 24 ore, il contestuale abbassamento delle temperature hanno imbiancato le prime cime alpine del Friuli Venezia Giulia dopo la neve che ieri aveva innevato le piste austriache del comprensorio sciistico di Nasfeld-Pramol. Oggi si sono presentate con vestito invernale anche diverse catene delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche, imbiancati il Monte Russari, il Montasio, il Canin e le cime più alte delle Dolomiti friulane. Non si ferma l'aumento del costo dei carburanti. Da agosto a oggi l'incremento si aggira tra il 15 e il 17%. La situazione è sempre più pesante sia per i consumatori che per gli stessi gestori di impianti di distribuzione. Da agosto a oggi i carburanti sono rincarati del 15%. Ma quando si fermeranno questi rincari? Effettivamente sono solo del 15% o in alcuni casi anche di più? Chi ce lo può dire? La legge del mercato è veramente difficile in questo momento, è causata da tutto quello che sono il Covid, è la principale causa di questo. Adesso la legge della domanda e dell'offerta, adesso c'è tanta domanda e automaticamente purtroppo c'è chi
aumenta il prezzo, ecco. C'è stato l'aumento del petrolio questo, no? Perché all'inizio dell'anno costava 45 euro a barile, adesso costa 70 euro a barile. Parliamo di gasolio, magari, che adesso è il carburante che si usa di più. A gennaio si pagava gli impianti in self a 1,339 e adesso si paga a 1,544. Dunque sì, c'è il 17% in più. Quindi preoccupazioni vostre che questa ascesa non si fermi. Questa è la preoccupazione di tutti, ecco. Noi gestori chiaramente noi ne soffriremo perché se uno non consuma automaticamente noi non vendiamo e noi non guadagniamo a percentuale, ma guadagniamo a un tot al litro, ecco. Dunque che costi 3 euro al litro, che costi 50 centesimi al litro, per noi il nostro guadagno è sempre quello. Gli assessori regionali Zilli e Pizzimenti hanno incontrato questo pomeriggio sindaci e amministratori locali del territorio per presentare il fondo progettazione. 5 milioni di euro di rapido impiego per spingere fin da subito la realizzazione di nuove opere pubbliche. È questo il fondo di rotazione per la progettazione varato dalla Giunta regionale rivolta alle amministrazioni pubbliche per accelerare l'uso dei fondi del PNRR. Servirà ad anticipare le spese di progettazione delle opere pubbliche con priorità a quelle contemplate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal suo fondo complementare. È uno strumento utile e necessario per affrontare tutte le grandi sfide che arriveranno a breve sul tavolo di regione ed enti locali, ha commentato l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Stiamo per vivere una stagione finanziaria straordinaria, sarà una sfida altrettanto straordinaria spendere in opere pubbliche le risorse che avremo a disposizione. L'obiettivo è spingere per la realizzazione delle opere connesse al PNRR, in particolare quelle legate ad efficientamento energetico e alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fondo potranno partecipare, oltre alla Regione, tutti gli enti locali che dovranno avviare l'iter per la realizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'erogazione delle risorse. È stato siglato oggi a Udine l'accordo tra Comune e ditta Ferrari per far ripartire i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Cividale fermi da novembre dello scorso anno. Il cantiere sarà riaperto lunedì della prossima settimana. Ripartiranno lunedì prossimo i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Cividale a Udine. Il cantiere era bloccato dal novembre dello scorso anno per una procedura fallimentare che riguardava l'impresa appaltatrice. Dopo una complessa procedura burocratica, l'impasse è stato sbloccato ed è stato sottoscritto l'accordo tra Comune di Udine e la ditta subentrante Ferrari. I lavori ripartono lunedì prossimo, avranno 6 mesi di lavoro. Il costo complessivo di quell'opera è di 1.140.000 euro circa. C'è di mezzo le feste natalizie, concorderemo assieme ai negozianti, a chi ha le attività, se è il caso o meno di fermare durante il mese di dicembre i lavori, chiedere la sospensiva che ha un suo costo, o se proseguire direttamente per concludere i lavori. Oltre alla pista ciclopedonale a rifacimento di tratti di marciapiede, saranno sistemati diversi sottoservizi, tra i quali il controllo degli allacciamenti fognari e un monitoraggio degli impianti di illuminazione. Anche l'abbattimento di quegli alberi previsti, che sono le magnolie, sul lato destro verso Cividale, verranno di volta in volta tolti quando sarà il momento. Ovviamente il tutto dovrebbe portare a questo miglioramento. Il professore Attilio Maseri, filantropo e cardiologo di fama internazionale, recentemente scomparso all'età di 85 anni, ha decretato eredi universali del suo patrimonio di beni immobili e immobili per il 50% l'Università di Udine e per l'altro 50% le cardiologie di Trieste e Udine, rappresentate legalmente dalle direzioni generali delle rispettive aziende ospedaliere universitarie. Oggi nello studio a Udine del notaio Comelli, il rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton e i direttori dell'azienda ospedaliere universitarie di Udine e Trieste, Denis Caporale e Antonio Poggiana, hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario. L'ultima volontà di Maseri è stata di raccomandare agli eredi di impiegare il suo lascito a favore di attività e progetti di ricerca, di assistenza e formazione dei giovani, istituendo anche borse di studio per i più meritevoli. Straordinario uomo di scienza e mecenate, evidenzia Pinton. Siamo grati e onorati per tutto quello che il professore ha fatto per il nostro Ateneo. Impiegheremo tutte le nostre migliori energie per attuare la volontà di Maseri e dimostrarci degni della fiducia che ha concesso la nostra istituzione.
E alle fasi finali l'accordo tra la Danieli di Butrio e la Nucor Steel Company, il più grande produttore americano nel settore dell'acciaio. Tra qualche giorno da San Giorgio di Nogaro partirà una cesoia da 320 tonnellate diretta in Kentucky, parte di un investimento americano di 1,7 miliardi di dollari per la realizzazione di un laminatoio a caldo. 320 tonnellate di peso per una capacità di taglio di oltre 2200 tonnellate per tagliare lamiere di oltre 5 cm di spessore e 4,3 metri di larghezza. È una gigantesca cesoia, l'ultimo prodotto delle officine della Danieli di Butrio, parte di un accordo con la Nucor, la più importante realtà dell'acciaio degli Stati Uniti. Tra qualche giorno la mastodontica cesoia sarà caricata sulla BBC Dart, nave che si trova a San Giorgio di Nogaro per partire poi verso Brandenburg, Kentucky. La cesoia fa parte di un contratto da oltre 370 milioni di euro siglato tra la Danieli e la Nucor, come parte di più spedizioni da Butrio agli Stati Uniti per oltre 32.000 tonnellate di carico. La Nucor ha infatti 2 anni fa avviato un investimento da 1,7 miliardi di dollari per realizzare un laminatoio a caldo per produrre lamiere e nastri da 1 milione di tonnellate l'anno, capace di coprire il 97% del fabbisogno americano. Il nuovo stabilimento avrà una superficie di 140.000 metri quadri, circa 20 campi da calcio regolamentari e la maggior parte dei macchinari più significativi sono stati prodotti alla Danieli e alla BS. La pandemia ha messo allo scoperto la vulnerabilità informatica delle istituzioni e delle aziende. Serve un cambio di passo sul fronte della sicurezza e la premessa del convegno sulla cyber security organizzato questo pomeriggio da Confindustria Udine. C'è sicuramente bisogno di una nuova cultura, visto che il digitale ormai sta entrando nelle case di tutti oltre che nelle aziende. Sicuramente la necessità di una nuova cultura, di una nuova era, sia da parte del settore della pubblica amministrazione, quindi in primis il mio mondo, il mondo investigativo di contrasto, ma anche il mondo imprenditoriale, il mondo delle aziende private. Uno dei tanti core business della criminalità organizzata è il possesso, l'intercettazione sul mondo virtuale dell'informazione, il big data, la necessità sempre più spesso di avere a disposizione tutta una serie di dati che permettono tutta una serie di attività delinquenziali, quindi dall'estorsione e quindi dalla possibilità di bloccare sistemi. Ricordiamo da ultimo il problema della Regione Lazio, della banca dati della sanità della Regione Lazio. Spesso l'80% degli incidenti in materia informatica sono dovuti a una manconoscenza delle procedure di sicurezza da parte dei singoli. Il problema del Covid ha accentuato il problema perché si è messa a nudo probabilmente un'architettura fisica di hardware informatica carente, non più adeguata ai tempi. Noi per fortuna non abbiamo subito attacchi. Devo dire che il livello di sicurezza della Regione Friuli-Venezia Giulia è molto elevato, perché già dal 2015 INSIEL si è interessata ad aumentare i livelli di sicurezza. Quest'anno, quando lo smart working ha fatto in modo che i funzionari lavorassero da casa e che quindi aprissero molteplici porte verso gli attacchi informatici. Ecco, da noi non è avvenuto proprio perché abbiamo aumentato i livelli di sicurezza. Tutto il valore della nostra società sta andando nel mondo digitale. Questa rivoluzione deve andare di pari passo con una nuova cultura della sicurezza, e la cultura della sicurezza non si farà più soltanto sulle strade, ma anche nel mondo del digitale. È stato presentato questa mattina a Udine l'archivio multimediale del Novecento in Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è dell'ANPI e dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. È attivo il nuovo portale web dell'ANPI dedicato alla storia dell'associazione in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo messo insieme gli archivi nostri, quelli del Comitato Provinciale di Udine dell'ANPI, quello del Comitato Provinciale dell'ANPI di Pordenone e poi quello dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Quindi 3 archivi importanti che interagiscono tra di loro, per cui sarà possibile andare a visitare il portale che si chiama appunto Archivio Multimediale del Novecento e trovare personaggi, fatti, episodi, persone, avvenimenti visti da parte di 3 archivi diversi. Cioè, quindi noi cliccando su Udine troveremo quello che ha l'archivio dell'ANPI di Udine, di Pordenone, dell'Istituto
e possiamo determinare date, personaggi o avvenimenti. E quindi è uno strumento importantissimo, non soltanto per gli addetti ai lavori, cioè per i ricercatori storici, ma è uno strumento che noi lo mettiamo a disposizione del pubblico e soprattutto anche delle scuole, perché è un metodo di ricerca importante, perché conoscere la storia vuol dire conoscere da dove veniamo e sapere che cosa ci facciamo adesso in questa nostra società. Lutto a Butrio per la scomparsa di Ennio Lavaroni, attivissimo nel sociale, nel mondo dello sport, era conosciuto e stimato da tutta la comunità di Butrio dove viveva con la madre. Ennio Lavaroni, 64 anni, mercoledì si è spento all'ospedale di Udine dove era stato ricoverato per un problema di salute. Il sindaco di Butrio Bassi descrive Lavaroni come una persona educata, sempre a disposizione degli altri, che aveva combattuto i suoi problemi fisici senza mai farli pesare. Colpo di scena alla mostra internazionale La Forma dell'Infinito che sarà inaugurata sabato 16 ottobre a Casa Cavazzini. Spunta un nuovo ospite illustre, un Paul Gauguin mai visto in pubblico. Una sorpresa dell'ultima ora, ci sarà anche un Gauguin mai visto prima in pubblico alla Forma dell'Infinito, l'esposizione internazionale organizzata dal Comune di Udine e dal Comitato San Floriano di Leggio che sarà inaugurata il 16 ottobre a Casa Cavazzini. L'annuncio è stato dato in occasione della presentazione ufficiale dell'evento da Don Alessio Geretti. I temi così toccanti e profondi che di sala in sala potremo affrontare davanti all'incanto delle opere d'arte hanno convinto il proprietario di questo dipinto di Paul Gauguin a concederlo. È la novità degli ultimi giorni che ci ha ulteriormente riempiti di gioia, anche perché è un'opera che da quando fu dipinta nel 1901 a Tahiti da Gauguin, poco prima di chiudere la sua esistenza, non è mai stata visibile al pubblico perché è sempre stata in mani private, di mano in mano, fino a giungere all'attuale proprietario, che però la provvidenza ha voluto disporre positivamente nei confronti della nostra iniziativa. L'evento sarà anticipato da una manifestazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 15 ottobre. E con la rassegna internazionale La Forma dell'Infinito, Udine può cogliere una grande occasione per crescere pur mantenendo la propria identità. La mostra internazionale La Forma dell'Infinito è una sorta di trampolino di lancio per Udine sia dal punto di vista culturale che da quello economico. Per l'evento sono coinvolti artigiani, commercianti, esercenti, tutti uniti per far crescere una città che al tempo stesso vuole mantenere la propria identità. È il concetto emerso dagli interventi alla presentazione ufficiale dell'evento. L'evento accende il riflettore sulla città e su tutto ciò che la città offre anche al di là della mostra, però se non si hanno i luoghi adatti ad ospitare le grandi mostre si rischia di inciampare, perché gli allestimenti sono più complicati, è più complicata anche la sicurezza, ci sono 1000 problemi in più. E il fatto che ci si preoccupi di tenere a dovere i luoghi della cultura e di migliorarli è qualcosa che si fa per quelli che arrivano dopo e non solo per chi c'è adesso, e quindi doppio merito. Abbiamo i mostri sacri dell'arte moderna e contemporanea, quindi un plauso va fatto indubbiamente al curatore, a Don Alessio, della mostra per l'importante sforzo fatto per attrarre queste 50 e più una opera, perché Gauguin è l'ultima chicca che ci è stata presentata proprio oggi in conferenza stampa. Io quando ho visitato tante volte la mostra su Leggio, le mostre che lui ha organizzato, gli ho detto: guarda che tu sei cittadino di Udine, sei nato a Udine, sei cresciuto a Udine, è la tua città, quindi devi fare qualcosa per la tua città. E lui è stato di parola e adesso abbiamo questa grandissima mostra che lui ha organizzato, che lui animerà con i suoi collaboratori. Inizierà domani la 6ª stagione di Maman, la trasmissione in marilenghe per bambini coprodotta da Arlef e da Telefriuli. Sta per cominciare su Telefriuli la 6ª edizione di Maman, che tanto successo ha ottenuto sulla nostra emittente e tra il pubblico. Presidente Cisilino, una nuova avventura. Assolutamente sì, siamo molto contenti di iniziare questa grande avventura, la 6ª appunto,
con un cast di eccezione che ci porterà appunto in questo grande viaggio che comprende anche un nuovo cartone animato che si chiama Orazio e l'Inuit, che accompagnerà appunto tutte le puntate, sarà una scoperta per tutti i nostri bambini. Le trasmissioni si possono anche rivedere su YouTube, sul nostro canale, ma quello che è importante è seguire la diretta, perché la diretta appunto dà queste caratteristiche di novità che senz'altro insomma sono apprezzate e vengono apprezzate sempre di più dal nostro pubblico giovane. Ogni edizione si caratterizza con un proprio cartone animato. Quest'anno è stata scelta una serie catalana e la versione in marilenga è stata curata da Rita Maffei. Che esperienza è stata occuparsi di questo progetto? È stata un'esperienza nuova per me, perché per quanto riguarda i cartoni animati, molti anni fa mi sono occupata come attrice del doppiaggio di Berti Loaf. Berto Loaf era la versione in friulano di Lupo Alberto e per la prima volta dirigo un doppiaggio di cartone animato. Orassi è un personaggio divertentissimo, l'ambientazione nel Polo Nord, nel mondo degli Inuit, è davvero curiosa e divertente e abbiamo creato un gruppo, un'equipe di lavoro davvero straordinaria, sia per quanto riguarda il gruppo di attori che hanno fatto il doppiaggio, sia per chi stava dietro le quinte. Siamo in chiusura con il telegiornale, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.